Oggi prepariamo i guefus. Per realizzarli partiamo subito dal materiale che ci servirà, che sono dei vassoietti, dove andremo a disporli per regalarli a parenti e amici, e chiaramente della carta velina. Questa la trovate nei negozi specializzati in dolci, ma anche penso in qualche cartolibreria si possa trovare. È una carta, appunto, carta velina molto sottile, che andremo a ritagliare a rettangoli e poi sfrangiare con le forbici tutto da una parte e dall'altra. Dobbiamo formare come delle caramelle. Come ingredienti partiamo subito dai limone biologico, andiamo a lavarli e ricavare la scorza. Utilizziamo una grattugia a mano che viene un po' più sottile. Allora, iniziamo preparando la nostra carta velina. La ricaveremo così in rettangoli di questa dimensione, quindi giriamo a metà e con le forbici andiamo a realizzare la frangia da una parte e dall'altra. Quindi in pratica ci sarà la frangia della caramella da una parte e dall'altra, e al centro dobbiamo lasciare un po' di spazio, chiaramente sia per il dolcetto che per fare il nodo. Dobbiamo ritorcere semplicemente la carta. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Come vedete il dolcetto sarà qui, quindi ci sarà uno spazio poi che andrà torto. Ecco, io vi consiglio di utilizzare questo tipo di grattugia perché, vedete, riuscite a eliminare proprio solo la parte gialla senza toccare la parte amara del limone. Allora, come ingredienti cominciamo con la farina di mandorle, 500 grammi, questa è farina ricavata in casa, quindi macinata non troppo sottile. Non utilizzate quella commerciale, fatevela voi, perché quella commerciale spesso ha lo zucchero e non va bene, diventa troppo dolce ed è veramente stucchevole il gusto. Quindi andiamo a pesare lo zucchero semolato 300 grammi. Poi ci servirà mezzo bicchiere di acqua e poi servono anche 3 cucchiai di questa acqua fior d'arancio. Fior d'aranci. È un'acqua aromatizzata molto profumata. Allora, partiamo da una pentola con un fondo di uno spessore importante, almeno di 1 centimetro, quindi andiamo ad aggiungere lo zucchero, i 300 grammi, aggiungiamo anche l'acqua, mezzo bicchiere, quindi accendiamo il fornello e aggiungiamo chiaramente anche i cucchiai di acqua fiori d'arancio. Aspetta che è chiuso. Sì, sono riuscito a richiuderlo, ok? Quindi 3 cucchiai di acqua fiori d'arancio, così, 1, e poi accendiamo la fiamma, delicati, e dobbiamo far sciogliere tutto lo zucchero. Non deve caramellare, qua si deve soltanto sciogliere lo zucchero, mi raccomando. Abbiamo aggiunto tutto quanto e quindi partiamo con il fornello. Ok, è acceso. Quindi fornello al minimo e cominciamo così a sciogliere. Poi ve ne accorgete quando è pronto, perché diventa trasparente. L'acqua con lo zucchero fa questo effetto appena raggiunge la temperatura. Mi raccomando, state attenti perché qua la temperatura diventa molto alta, quindi occhio. Allora, dopo poco tempo, vedete, dopo circa 1 minuto e mezzo, 2 minuti di cottura, vedete come già diventa più trasparente. Dovete verificare che non ci siano più granelli, diventa proprio trasparente completo. E a quel punto possiamo cominciare ad aggiungere la nostra farina di mandorle e il limone. Allora, a questo punto, vedete, ce l'abbiamo fatta, è raggiunto il livello giusto, quindi aggiungiamo le mandorle e comincia a girare. Gira tu perché io ho il cellulare, non riesco. Ok. Aggiungiamo anche la scorza del limone. Ok, abbiamo aggiunto anche il limone. Adesso dobbiamo continuare a cuocere così a fiamma bassa, mescolando di continuo finché questa cosa non diventa più densa e comincia a staccarsi dai bordi. Diciamo che ci vorranno mediamente 8-10 minuti all'incirca, ma può essere che ci metta anche di meno, perché secondo me sì, questo ci mette di meno. Comunque vedete la consistenza quando comincia a staccarsi, un po' come quello delle tillicas, è quel tipo di impasto alla fine. Allora, vedete un po' come la consistenza è quella di una polenta bella densa, quindi a questo punto ci siamo. Si stacca anche dal fondo, quindi comunque vedete che non rimane attaccato. Va bene così. Quindi spegniamo il fornello, lo mettiamo in un piatto e lo lasciamo raffreddare del tutto. Allora, distribuite in un bel piatto da portata grande, in modo che ci sia una maggiore superficie e si raffreddi più in fretta. Quindi quando sarà del tutto freddo andremo a realizzare le palline. Vi bagnate le mani chiaramente perché altrimenti vi si appiccica tutto, questo è abbastanza appiccicoso, ora è anche bollente. E poi andremo a passarlo nello zucchero a velo. Quindi andremo a finire con la nostra carta velina.
Allora, in un vassoio andiamo a mettere lo zucchero a velo. Qui abbiamo il nostro impasto che ormai è a temperatura ambiente. Facciamo le palline e quindi andiamo a passare i nostri dolcetti nello zucchero a velo. Quindi così, mani bagnate, facciamo le palline, quindi Le polpettine. sì, polpettine. Mettiamo qua, quindi le facciamo rotolare così nello zucchero. Poi magari le facciamo asciugare Sì, un pochino. e poi le mettiamo da parte. E continuiamo così fino a esaurire tutti i nostri ingredienti. Questa è la versione più moderna, mentre per quanto riguarda la versione più tradizionale, quella che faceva mia nonna, era fatta così, con lo zucchero semolato. Sono leggermente diversi, la consistenza però è la stessa, quindi guardate un po', vengono così. Questi sono proprio i più antichi. Con questa quantità di ingredienti sono venuti circa 30 dolcetti, questi però sono belli grossi, sono da circa 3 cm di diametro, quindi abbastanza importanti. Potete farli anche un po' più piccolini. Allora, una volta terminato di prepararli, quindi abbiamo sia quelli con lo zucchero a velo che quelli con lo zucchero semolato, li lasciamo così 15-20 minuti, in modo che tiri un po' lo zucchero e rimangano un po' più sodi, perché adesso sono ancora abbastanza morbidi, ok? Quindi prepariamoci poi con la nostra carta per la finitura. Allora, quello che dovete ottenere è questo. Quindi adesso vi faccio vedere la tecnica esattamente. Depositiamo la pallina al centro. Se volete farlo più carino fate anche così, un mezzo giro qua, vedete? La chiusura. E poi a caramella. Si chiude e si stringe. 1 e 2. E continuate così. Guardate che carini. È più bellino con quella piega lì. Sì, con la piega è più carino. Rimane più. Allora, questi sono un dolce che si prepara per tutte le feste sarde, generalmente sono legati alle festività religiose. Io li sto preparando adesso e li utilizzerò con altri dolci, quindi farò dei vassoietti con dei dolci misti, e da noi si usa così. Io ve li sto proponendo per Natale, ma questi si utilizzano per Pasqua, per Capodanno, si utilizzano sempre, qualsiasi periodo. Qui dal momento che io ho preparato anche i pavassini di sapa, il vassoietto sarà così: un tortino di sapa, dei gueffus e dei pavassini di sapa. Ecco qui, un po' di carta trasparente e si regala. Allora, intanto io continuo a preparare i vassoietti, assaggiate questi dolci, provateli e se li assaggiate ditemi cosa ne pensate.